Sono circa 80 gli alloggi sfitti da risanare nel quartiere Piave a Mestre, ora chiusi con sbarre lungo le recinzioni, sistemi d'allarme anti-intrusione, porte e finestre murate perché non diventino ricovero di sbandati, tossicodipendenti o luogo di spaccio. Proprio questa mattina tra via Duca d'Aosta e via Cavalieri di Vittorio Veneto il sopralluogo di prefetto e presidente Ater, accompagnati da vari rappresentanti delle forze dell'ordine. Auspico che quanto prima tutto ciò che è necessario mettere in cantiere sia messo e soprattutto che ci sia la consapevolezza da parte di tutti che il dispositivo di sicurezza che con tanta forza prefetture e forze di polizia hanno messo in campo su Mestre passa anche attraverso il superamento delle zone di degrado. I risultati che stiamo avendo sia in termini di espulsioni, sia in termini di DASPO, sia in termini di attività volta alla corretta gestione anche delle attività commerciali, io credo che sia un segnale che ci rincuora e ci fa dire che siamo sulla buona strada. La messa in sicurezza degli alloggi infatti è divenuta urgente dopo le decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Ater confida di recuperarli se però si troveranno i fondi necessari. Servono circa 4 milioni di euro, sono alloggi che non fanno parte del patrimonio ERP e quindi non entrano nelle graduatorie dei comuni per quanto riguarda le assegnazioni e quindi è un po' più difficile trovare i fondi. Stiamo valutando la vendita di alcune abitazioni per recuperare un po' di finanza per poter agire sulle altre. Questi progetti insomma li stiamo portando avanti, penso che nei prossimi 6 mesi avremo un'idea chiara di quello che riusciremo a fare. Nel frattempo cerchiamo di mettere in sicurezza insomma questa zona.